Dal 12 al 17 luglio riprende a Favara la disinfestazione del centro urbano e dei quartieri periferici, giunta al terzo stato adulto. Questa operazione è stata predisposta dall'assessorato comunale alla sanità retto da Lillo Montaperto, dal dirigente ingegnere Francesco Bellavia e dal sindaco Domenico Russello. Nella notte tra domenica 11 e lunedì 12 le zone interessate a tale attività sono le vie Regione Siciliana, Capitano Callea, Viale Pietro Nenni, via Carlo Alberto della Chiesa. Martedì 13 le aree delimitate dalle vie Regione Siciliana, Capitano Callea, via Agrigento, via Campagna, via Caporale Mazza e Contrada Portella. Mercoledì 14 via Carlo Alberto della Chiesa, viale Petronenni, via Ugo Foscolo, via Sant'Angelo, via Pio La Torre, viale Berlinguer Traverse. Giovedì 15 luglio invece le zone interessate al terzo ciclo di disinfestazione sono Contrada Portella, via Caporale Mazza, via Campagna, via Agrigento, via Ugo Foscolo, piazza Libertà, via Umberto, piazza Capitano Vaccaro, via Amendola, incrocio viale Progresso e via Empedocle. Venerdì 16 invece Contrada Burgialamone, viale Che Guevara, viale Aldomoro, corso Vittorio Veneto, via Sant'Angelo e via Pio La Torre. Infine sabato 17 viale Che Guevara, viale Aldomoro, corso Vittorio Veneto, piazza Libertà, via Umberto, piazza Capitano Vaccaro, viale Progresso e il quartiere Quattro Strade. I cittadini che nelle notti di tale periodo sono interessati a tale attività non dovranno lasciare nei balconi e o negli spazi aperti nessun prodotto commestibile, biancheria e animali. Inoltre dovranno tenere ben chiuse tutte le aperture delle abitazioni. Il calendario della disinfestazione è stato pubblicato sul nostro portale siciliatv.org. Per avere ulteriori informazioni contattate l'ufficio sanità al numero di telefono 0922 448 104.